È un'opera attesa la nuova strada regionale 10 Padana Inferiore, di cui si apre ufficialmente il cantiere. Un'opera resa ancora più necessaria da quando nel novembre 2014 era stato inaugurato l'ospedale unico della Bassa Padovana a Schiavonia. Dopo anni di attesa parte la realizzazione del primo lotto, 7,5 km tra i comuni di Borgoveneto, Ponso, Ospedaletto Ogano e Santa Caterina d'Este, inclusa una bretella di collegamento al casello di Santa Margherita d'Adige della A31. Era il 2015 quando i sindaci dell'allora ULSS 17 chiesero aiuto alla regione. Noi abbiamo cominciato nel 2018 con la progettazione. Fare la progettazione di un'opera così importante non è facile perché ci vuole tanta condivisione con i sindaci e con i territori interessati. Dopo la condivisione serve definire il progetto, servono le autorizzazioni, insomma la burocrazia è tanta. Siamo ripartiti totalmente da zero e oggi avviamo i lavori dei primi 7 chilometri. In 10 anni, perché ci sono 3 anni di lavori, in 10 anni avremo lo stralcio funzionale realizzato. Sul tavolo 165 milioni di euro finanziati da Regione e ANAS. L'opera, una volta completata, coprirà 26 chilometri e costerà oltre 1 miliardo di euro. Tanti sindaci presenti, tutti con la fascia tricolore, fondamentale il collegamento veloce con l'ospedale di Schiavonia. L'ospedale unico è collegato dalla viabilità buona di Monselice fino a Carceri e poi manca questo territorio che non aveva l'infrastruttura adeguata e quindi i tempi di raggiungimento lunghi. E questa è un'opera importante, veramente importante, non solo per i 7 km, ma perché inizia questo percorso fino a Legnago e che per noi può cambiare veramente le prospettive future. 10 anni ci sono voluti per arrivare a questo punto, è un territorio che si sente Cenerentola ma non vuole più esserlo questo? È un territorio che forse si è sentito, aveva la percezione di essere Cenerentola, ma noi non lo siamo di fatto perché lo dimostriamo anche nelle scelte e nelle cose che facciamo. Abbiamo avuto il coraggio, alcuni sindaci, alcuni amministratori del territorio, di fare delle scelte appunto di riunire i propri comuni a livello amministrativo, politico, geografico e quindi le cose le sappiamo fare. Adesso chiediamo e stiamo ottenendo la giusta attenzione anche degli enti sovraordinati.